sono Stefano Villa, professore associato di economia aziendale e direttore del corso di perfezionamento in Operation Management nelle aziende sanitarie offerto dall'Altems, Alta Scuola in Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica. Volevo innanzitutto spiegarvi che cos'è l'Operation, i processi di diagnosi, cura e assistenza attraverso una serie di aree produttive, aree di degenza, fuori dentro l'ospedale, sala operatoria, pronto soccorso, diagnostica, piattaforme ambulatoriali. L'Operation ha a che fare con tutte quelle attività di programmazione, gestione e controllo dei flussi logistici che attraversano queste aree produttive. In sanità abbiamo due tipi di flussi, la logistica del paziente e la logistica delle cose. Perché fare? Perché fare un corso di perfezionamento in Operation Management nelle aziende sanitarie, che è nella sua prima edizione. Innanzitutto perché fa l'Università Cattolica. L'Università Cattolica, attraverso l'Altems, ma anche attraverso il CERISMAS, Centro di ricerca e studi in management sanitario dell'Università Cattolica, ha investito molto nell'area del management sanitario e in particolare nell'area dell'Operation Management attraverso iniziative di ricerca e di formazione ad hoc. Riteniamo quindi che oggi le aziende sanitarie, ASL, le aziende ospedaliere, ospedali pubblici e privati, policlinici e universitari debbano investire in quest'area per almeno tre motivi. Primo, contrazione delle risorse, non possiamo permetterci di avere asset sottoutilizzati, siano essi sale operatorie o aree di degenza. Secondo, c'è un'evoluzione dei modelli organizzativi di cura, si pensi al dibattito sull'ospedale per il Ministero delle cure. Terzo, è cambiato il malato. Abbiamo paziente cronico, paziente anziano, paziente con comorbidità, quindi è necessario ripensare ai modelli organizzativi. Noi riteniamo che non ci sia un background preferito o preferibile per fare questa funzione, quindi cerchiamo medici, infermieri, statistici, economisti, ingegneri che desiderano intraprendere un percorso in questa funzione aziendale. Le nostre modalità didattiche, tipicamente nei nostri corsi di perfezionamento, nei nostri master, tendiamo ad abbinare sia lezioni teoriche, ma casi, discussioni, esercitazioni. Questo corso si segnala per due importanti novità. Un modulo verrà erogato presso un ospedale, là dove le cose accadono, l'ospedale Humanitas di Luzzano, uno tra i primi al mondo ad aver investito in questa funzione. Un altro modulo sarà coordinato dalla professoressa Pamela Mazzoccato del Karolinska Institute Medical Management Center, un prestigioso istituto internazionale che ha già testato e sviluppato modelli di lean thinking applicati alla gestione dell'operation nelle aziende sanitarie. Come partecipare? Ci si iscrive attraverso il nostro sito dell'Altems, dove ci sono informazioni più di dettaglio sui programmi, sui contenuti, sui singoli docenti. Sono 7 moduli che si svilupperanno nel corso di un anno, l'idea di partire a febbraio 2017. Il costo è, per l'intero corso, di 2.400 euro, un investimento che noi riteniamo ad alto ritorno, sia per il singolo persona che investe in competenze e strumenti per sviluppare un percorso professionale, sia per le aziende che poi si ritrovano in casa persone con competenze e skill riguardo a una funzione che è, ma lo sarà sempre di più, di rilevanza strategica.